Decidono le piogge sul Teatro Astra, immagini inedite di un nostro telespettatore. Al via domani il banchetto per salvare le case di riposo comunali e anche il PD supporta l'iniziativa. Nel triangolo Baxi, Pengo, San Lazzaro c'è ancora da capire come si muoverà l'amministrazione Pavan. Il meteo preoccupa non solo per ragioni di sicurezza, ciliegie in gran parte compromesse. Il Giro d'Italia in programma mercoledì 24 maggio, strade chiuse e scuole con orario ridotto. Cartacce, bottiglie, lattine e degrado nelle aree verdi vicino alla stazione ferroviaria, tante le segnalazioni. Un 34enne calabrese vicino all''ndrangheta rischia 12 anni di carcere. 200 bambini attesi domenica a San Vito per il torneo ESEL, in campo anche la Juventus. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. In apertura parliamo del banchetto che CGIL, CISL e UIL unite hanno organizzato per salvare le case di riposo comunali di Bassano, e anche il PD cittadino supporta questa iniziativa. Non ci resta che come Partito Democratico appoggiare le sigle sindacali che stanno cercando quantomeno di salvaguardare lavoratori e anziani che sono gli ospiti. I Dem bassanesi pronti a supportare la mobilitazione portata avanti dalle sigle sindacali unitarie CGIL, CISL e UIL della funzione pubblica, che avvieranno già da sabato mattina una raccolta firme per salvare le case di riposo comunali ISAC di Bassano, chiedendo tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e di riflesso degli anziani ospiti. Banchetto allestito in via Verci davanti all'anagrafe, cercando di coinvolgere residenti ma anche e soprattutto la politica al di là di ogni colore. Politica cittadina che il portavoce del PD bassanese Domenico Riccio definisce però latitante. Il discorso dell'ISAC era arrivato anche in consiglio comunale, le minoranze avevano chiesto spiegazioni, era stato sfiduciato il consiglio di amministrazione. Il problema è che dopo quel consiglio comunale la politica è stata completamente assente, c'è stato un silenzio assordante da parte dell'amministrazione Pavan, in attesa probabilmente di un miracolo dall'alto che non è mai arrivato. Noi ormai purtroppo in questi ultimi 4 anni ci siamo tristemente abituati alla totale mancanza di questa amministrazione su molti temi sociali. Non si può pretendere di diminuire il personale ma mantenere un livello di assistenza quantomeno alto e con una qualità di vita degli ospiti che sia adeguata. Le ISAC sono sempre stato un fiore all'occhiello del nostro territorio e deve continuare ad essere così. Segue un'azione forte, condivisa, prosegue Riccio, a maggior ragione afferma dopo la sfiducia data al CDA e alle dimissioni di 2 membri del Consiglio di amministrazione dell'ISAC. Non solo tutta Bassano deve essere unita, ma deve essere unita tutta la politica bassanese ad andare a chiedere alla regione di fare qualcosa, perché loro sono gli unici che hanno il potere di fare qualcosa riguardo al consiglio di amministrazione, che è stato nominato dalla giunta Pavan appena insediata, ma la giunta Pavan non ha la capacità di allontanarli. Adesso loro sono rimasti queste 3 persone che stanno continuando, come dicono giustamente le sigle sindacali, con quest'opera di privatizzazione, ma è impensabile privatizzare l'ISAC adesso. L'appello dunque all'intera città. I banchetti saranno allestiti per 5 giornate di mercato consecutive, sabato e giovedì a partire dal 20 maggio. Restiamo a parlare di tematiche cittadine, perché nel triangolo Baxi, Pengo, San Lazzaro c'è ancora da capire come si muoverà l'amministrazione di Elena Pavan. Nel triangolo Baxi, Pengo, San Lazzaro c'è ancora da capire dove e come si muoverà l'amministrazione comunale di Elena Pavan. Contatti e incontri ci sono stati, ma i tempi dettati da Baxi sono stretti e la città vuole conoscere il proprio destino. Le esigenze di Baxi, legittime, sono quelle di un'azienda storica per l'economia di Bassano e soprattutto sono le esigenze di 700 famiglie. La minoranza, e in questo caso parliamo di politica cittadina, chiede un confronto urgente, ma non con le aziende, bensì con chi amministra la città. La questione di base è questa: Baxi ha le sue ragioni, Pengo ha le sue necessità, ma il comune deve risolvere il problema, perché l'equazione salvare posti di lavoro uguale compromettere San Lazzaro e il verde pubblico è un'operazione a cui la città non darebbe il consenso. Salvaguardare l'ambiente e la campagna, questo sì, e anche i posti di lavoro.
Insomma, serve una strategia a medio-lungo termine che secondo molti bassanesi è mancata proprio all'amministrazione Pavan. E parliamo adesso del Teatro Astra. Con le piogge di questi giorni, qual è la situazione? Una nostra telespettatrice qualche giorno fa ci ha inviato delle foto del tetto ancora squarciato. Uno squarcio che fa sempre più paura, soprattutto dopo le ultime piogge. Un maggio travestito d'autunno, acqua, temporali ormai da settimane e un teatro che avrebbe ancora una grande voragine sul capo. A segnalare il tetto, ancora lacerato dell'Astra, le foto scattate da una telespettatrice di Rete Veneta dall'interno dello stabile di Viale dei Martiri. La signora in passeggiata, trovando le porte aperte, sarebbe entrata indisturbata, curiosa dello stato di salute dello stabile ed alzando gli occhi, ecco, di nuovo la voragine. Se c'è ancora un buco le preoccupazioni aumentano perché insomma non sono settimane in cui il tempo è molto soleggiato, sono settimane in cui sta piovendo a dirotto quasi tutti i giorni, quindi non oso immaginare quanta acqua possa essere entrata all'interno del teatro e quanto quest'acqua che è entrata direttamente, se il buco c'è stato in queste settimane, chiaramente quanti danni possa aver fatto, ulteriori danni rispetto a quelli che già ha fatto in precedenza. Una pioggia senza fine, quella dell'ultima settimana, che non lascerebbe scampo ad allagamenti. Una situazione ormai immobile, quella dell'ex Teatro Astra, ormai sempre più delicata. C'è una situazione di grande stallo, un po' alla faccia di alcune dichiarazioni della sindaca che parevano insomma per far presagire soluzioni immediate ancora qualche anno fa. In realtà la proprietà e l'amministrazione comunale sono su posizioni ancora molto lontane rispetto a una possibile compravendita. Primo. Secondo, questo è sotto gli occhi di tutti, la proprietà non è che sembri prendersi cura particolarmente del bene, nel senso che, per carità, quando ci sono i crolli ci sono gli interventi, però probabilmente sarebbe stato opportuno intervenire prima che ci fossero i crolli, quindi non si capisce bene neanche sul fronte della proprietà quali siano le intenzioni. E in merito a tematiche che riguardano proprio il meteo e il maltempo, parliamo adesso dell'alluvione in Emilia, perché in aiuto sono partiti anche volontari da Valstagna. Hanno perso tutto, soprattutto i piani terra, non c'è più niente di recuperabile. 3 giorni per mettere in salvo più di 300 persone. È partito da Valstagna Manuele Moro, volontario del Rescue Project, per rispondere alla chiamata d'aiuto dell'Emilia Romagna, ormai da giorni sott'acqua. La situazione era abbastanza disastrosa, direi. Le zone dove siamo arrivati erano completamente allagate, c'erano circa 3 metri d'acqua, quindi l'acqua arrivava al primo piano. Cresce di giorno in giorno il numero delle vittime, danni al territorio per miliardi di euro. Una Romagna che si aggrappa con l'ultimo respiro all'aiuto dei volontari, vigili del fuoco, gommoni ed elicotteri. I più complessi sono stati quelli appunto delle persone anziane con poca mobilità, che abbiamo dovuto proprio trasportarle fisicamente. E il meteo preoccupa anche nel Bassanese, non solo per questioni legate alla sicurezza, ma anche ad esempio per quello che attiene alle ciliegie, in gran parte compromesse. Abbiamo ancora negli occhi le immagini drammatiche dei problemi causati dal maltempo in Emilia-Romagna. Qui in Veneto, qui nel Bassanese, com'è la situazione, come la percepiscono i residenti? Perché oltre a possibili problemi idrogeologici, qui nell'area di Marostica, Bassano, Colceresa c'è il problema anche delle ciliegie, delle coltivazioni che stanno risentendo in maniera preoccupante proprio dei problemi climatici. Io ci penso sempre questi giorni qua che guardo i miei 2 piccoli ciliegi e penso a tutti i coltivatori che si trovano in condizioni prima di tanto secco e adesso con tutta questa acqua qua che rovina tutte le colture. Il problema c'è un po' dappertutto, anche se non è stato inondato, però il problema sussiste e mi dispiace per i coltivatori. Abbiamo visto anche oggi che siamo andati da un nostro amico a prendere il telone e non c'è niente, tutto messo male insomma. E più quella che si butta via adesso fa quella che si tiene. Io ho visto negli anni passati, lavorando in zona di Vicenza così, un sacco di quartieri a schiera con i garage, tutti si riempiono d'acqua. Anche qui a Sant'Eusebio ci sono state secondo me
certe case sono state costruite senza pensare alla possibilità. E su una strada con tutti i garage che scendono, quando la strada si riempie, i garage, ho visto tranquilli, speriamo che non venga. C'è il problema delle coltivazioni, ad esempio le ciliegie. Sono tutte quante andate ormai. Man mano che vengono rosse e così si rompono tutte e purtroppo ne buttano via più di metà. Io a casa ho parecchie piante e non ho ancora cominciato a raccogliere nulla, perciò anche quest'anno mi sa che siamo messi a zero proprio. Voltiamo pagina perché sono tante le segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione di degrado nelle aree verdi vicino alla stazione. Sono stati molti i cittadini che si sono rivolti a noi di Rete Veneta per segnalare l'ennesima situazione di degrado in alcune aree verdi a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Bassano. Cartacce, bottiglie, lattine e immondizia sparsi un po' ovunque fra lo sdegno dei passanti e dei residenti e di chi, arrivando in città, non trova di certo un biglietto da visita degno della bellezza di Bassano. E voi continuate a segnalarci problemi di degrado, di rifiuti abbandonati per strada. Noi come sempre raccoglieremo le vostre segnalazioni e le porteremo all'attenzione di chi di dovere. Adesso voltiamo pagina, parliamo di politica perché è stata nominata la nuova giunta a Rossano Veneto. Il sindaco di Rossano Veneto, Marco Zonta, ha deciso chi lo affiancherà in giunta per i prossimi 5 anni. Scontato il nome della vice sindaca Morena Martini con 1143 preferenze, cui sono state affidate le deleghe di urbanistica, lavori pubblici, grandi eventi e ricerca di fondi europei. Riconfermata l'assessora Elga Battaglin, che ha raccolto 138 voti per istruzione, disabilità, infanzia, politiche giovanili, anziani, pari opportunità e gentilezza. A Paolo Trentin 140 preferenze affidati ai rapporti con i quartieri, sport, ecologia e sicurezza. Infine bilancio, affari generali e personale verranno seguiti dall'assessore esterno Denis Marsan. Tutto pronto per il passaggio della 17ª tappa del Giro d'Italia. Allora nel prossimo servizio vediamo il programma e le informazioni utili per la viabilità. Conto alla rovescia per il transito del Giro d'Italia che il 24 maggio attraverserà nel Vicentino anche Bassano, Rosà e Rossano nella 17ª tappa Pergine Valsugana-Caorle. Un evento atteso da tantissime persone che seguiranno il passaggio dei campioni delle due ruote. La città ai piedi del Grappa sarà divisa in due, da Campese sino a via Carpellina, con relative chiusure delle strade da mezzogiorno alle 14:45. Il Giro d'Italia passerà lungo la Campesana, attraverserà il Ponte Nuovo, Viale De Gasperi, via Cristoforo Colombo, via Carpellina, per poi andare a Rosà, Rossano e lasciare la provincia di Vicenza verso Treviso. Chiusa anche la statale 47 Valsugana sino al centro di Rosà, qui traffico interdetto verso Rossano con divieto di transito lungo la regionale 245. Chiusure che andranno a ripercuotersi inevitabilmente pure sulle attività che si affacciano sulle strade in questione. Le aziende che si trovano in questo tratto saranno impossibilitate in quelle 2 ore sia a ricevere i fornitori, sia a far partire i camion dei clienti, ma soprattutto gli operai non potranno lasciare le aziende o per il cambio turno o per la pausa pranzo. Sì, quindi viene lanciato un appello proprio anche a loro per un'organizzazione. Sì, l'appello è auto-organizzato in qualche modo, fatto in modo che gli operai spostino i turni di lavoro o in qualche modo possono fruire della pausa pranzo in sede. Il transito del Giro andrà a influire anche sugli orari scolastici. Le scuole del territorio verranno chiuse alle ore 11, eccetto per quelle classi che osserveranno il tempo pieno. Trasporto scolastico adeguato anche a questi nuovi orari. Adeguato e garantito, assolutamente. E allora non resta che attendere il passaggio del flusso rosa. Una nuova casa per la Pro Marostica, già al lavoro per i 100 anni della partita a scacchi viventi. Una nuova sede per la Pro Marostica dove collocare tutto il materiale necessario per le tante attività promosse dal sodalizio di volontari e conservare il patrimonio artistico della partita a scacchi a personaggi viventi. Si trova a 2 passi dal centro, in via 4 Novembre, all'ex supermercato AEO. E su 3 piani abbiamo allestito già la nostra sartoria che lavora costantemente tutto l'anno e poi abbiamo spazi sia per immagazzinare il materiale che uno spazio così che ci serve per
stare assieme ai nostri soci, ai nostri giovani, ai nostri volontari per fare sempre di più gruppo. Gruppo già al lavoro in occasione del centenario della storica partita a scacchi conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo già iniziato con una serie di incontri, il primo l'abbiamo già fatto con Alessandro Marzomagno, abbiamo 7 incontri mensili. Dopo gli incontri allestiremo una mostra su questi 100 anni di spettacolo, perché il primo spettacolo della partita a scacchi è andato in scena il 2 settembre 1923, per finire appunto con i festeggiamenti il 2 e il 3 settembre con un weekend medievale dove avremo molte realtà medievali venete che verranno a festeggiare con noi la partita a scacchi. Restiamo a Marostica per parlare della 35esima edizione della Primavera Musicale. Marostica si apre ad una stagione ricca di musica, amicizia e pace. Ritorna l'edizione degli incontri corali internazionali con 5 cori provenienti da 3 continenti, 2 cori finlandesi, 2 cori americani e un coro australiano. 5 appuntamenti fino al 28 giugno che promuoveranno i giovani talenti del territorio che negli anni si sono fatti strada non solo a livello nazionale. Parliamo dei 60 giovanissimi della formazione della Gioventù Incantata, dei 40 ragazzi del coro Melicus e delle giovani voci Bassano, che nel 2019 hanno ottenuto anche il prestigioso premio San Bastiano e che partiranno presto per una lunga tournée a Bali e in diverse città australiane. La parola d'ordine è condivisione, aspetto che contraddistingue proprio il coro, questa tipologia di espressione artistica dove cooperazione, rispetto e armonia fanno da padrone. Essere coro vuol dire essere gruppo, lavorare per un fine comune, lavorare in sinergia, in perfetta, si cerca di essere in perfetta sintonia, perché comunque è una ricerca costante, continua. I concerti della Primavera Musicale si terranno presso la chiesa di Sant'Antonio a Marostica. Parliamo adesso di sport perché per celebrare la stagione ricca di successi e di soddisfazioni del settore giovanile giallorosso, sabato alle 15 il Bassano organizza una grande festa allo stadio Mercante. Passerella per tutti i protagonisti della stagione sportiva in un pomeriggio che si concluderà con l'immancabile terzo tempo dei Fedelissimi. E a proposito di calcio giovanile, tutto è pronto domenica a San Vito per il ritorno di un attesissimo torneo. Un torneo per ricordare una pagina drammatica di storia, ma anche un torneo per lanciare un messaggio, un inno alla vita e allo sport. Domenica 23 maggio San Vito tornerà a ospitare il torneo Eisel, per non dimenticare, riservato alla categoria Pulcini. Un evento che vedrà la partecipazione di 16 squadre, tante del comprensorio bassanese, ma ci saranno anche la Juventus, il Vicenza, la Spal, il Padova e l'Hellas Verona. Una tragedia, quella avvenuta a Bruxelles nel 1985, prima della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane. Tra queste anche 2 bassanesi, Amedeo Spolaore e Mario Ronchi, alla cui memoria il torneo è dedicato. Dopo 3 anni di sosta, quest'anno partiamo a rifare il torneo, speriamo che il tempo tenga e ci sono queste 16 squadre con tutti i bambini, speriamo che sia una giornata di calcio e di festa per tutti. Che bello è vedere così tanti bambini rincorrere i propri sogni sull'erba verde. È bellissimo, bellissimo. Il torneo quando parte è un evento che va avanti da solo, è eccezionale perché i bambini, è una festa per i bambini. Volontari, famiglie e bambini tutti assieme per ricordare con il cuore ciò che è successo e per sognare con l'anima un mondo migliore. È anche una giornata un po' particolare perché ricordando i 39 morti si ricorda anche che abbiamo tanti giovani che si divertono, che giocano. E adesso vediamo altre brevi notizie dal territorio. Ritorna domenica 21 maggio Tiene Zugliano in bici, evento sportivo che propone agli appassionati della due ruote un percorso nel verde tra i comuni di Tiene e Zugliano. Partenza prevista dal parco di Villa Fabris, dove è fissato anche l'arrivo.
Novità per la scuola primaria di Poleo a Schio. Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione di un'area verde a fianco all'edificio scolastico per aumentare la superficie del cortile esterno, sopperendo così alle carenze di spazi per le attività motorie e ricreative. Giovedì prossimo alle 20:30 a Fontaniva, conferenza informativa sulla raccolta differenziata tenuta da tecnici ETRA e del bacino Brenta. La serata si svolgerà nel tendone dell'area fiera. Un 34enne calabrese vicino all''ndrangheta rischia 12 anni di carcere per aver minacciato di morte la sua ex compagna. 12 anni di carcere per aver perseguitato per 2 anni l'ex compagna. Il 34enne di origine calabrese ha minacciato, estorto denaro con metodo mafioso e aggredito la sua ex di 43 anni che abita nell'Alta Padovana. La pena è stata richiesta dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Venezia. Il 34enne è anche accusato di violenza privata, furto, lesioni volontarie, detenzione in luogo pubblico di armi e anche di incendio doloso. La storia tra i due era iniziata nel 2019, ma la natura violenta dell'uomo era subito emersa. Il 34enne, vicino alle cosche dell''ndrangheta, minacciava di sciogliere nell'acido o di sgozzare la donna, tanto che dopo la denuncia è stata costretta a cambiare casa. Il prossimo 8 giugno il giudice dovrà pronunciare la sua sentenza. L'avvocato della 43enne perseguitata ha chiesto anche un risarcimento danni di 150.000 euro. È tutto per questa edizione di TG Bassano. Prima dei saluti, come sempre, vi ricordo gli ospiti del Focus del nostro direttore Luigi Baccialli in prima serata alle 21:15, Mario Fabris, Nicola Falconi, Paola Ghidoni, Pamela Greggio, Giuseppe Marra, Loris Peltrera, Massimo Venturato e Marco Zabai. È davvero tutto, non mi resta che ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione e vi auguro una buona serata.